Cancellata in poche ore la macchia rossa che ha sfregiato la famosa falesia di Realmonte, le indagini sui responsabili proseguono. Da oggi entra in vigore il Super Green Pass che stringe sempre di più il cerchio intorno ai non vaccinati, Open Day per gli studenti delle scuole, aperto drive-in per i tamponi dell'ASI di Agrigento. Conclusi i lavori di messa in sicurezza delle palazzine di Siculiana a rischio frana lo scorso ottobre, 50 famiglie venivano sgomberate. Nasce un sito per la raccolta dei documenti della Democrazia Cristiana nell'Agrigentino. Ben trovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del caso Scala dei Turchi. Un'idropulitrice, spazzoloni e tanto impegno civile hanno cancellato in poche ore la macchia rossa che ha sfregiato la falesia della Scala dei Turchi, candidata dall'ARSA a patrimonio UNESCO. Ma anche se di quello scempio non rimane traccia, le indagini sui responsabili proseguono. Restano anche le polemiche per una zona dal valore paesaggistico indiscusso, ma forse non sufficientemente protetta. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Dopo il clamore mediatico che ha sollevato quanto successo alla Scala dei Turchi qualche giorno fa a causa di ignoti che hanno sparso un composto rosso sulla bellissima Marna Bianca Realmontina, prontamente i tecnici della Soprintendenza della Protezione Civile, ma anche numerosi volontari, si sono attivati per la pulizia di uno dei luoghi più suggestivi turistici siciliani. La Regione Siciliana, ha spiegato il presidente Musumeci, si è subito attivata insieme al comune di Realmonte che con le sue strutture presenti a metterla in sicurezza, ripulendo l'area danneggiata dal materiale riconducibile a ossido di ferro in polvere. Quindi l'intervento del primo cittadino Lattuca, che afferma come: sono lieta di annunciare che la Scala dei Turchi è ritornata al suo splendore di sempre. Per questo grandissimo risultato non posso che ringraziare gli enti preposti che immediatamente si sono attivati e in particolare il sovrintendente, che ha mandato dei funzionari in loco per verificare la natura del materiale che era stato gettato sulla Scala dei Turchi e capire come rimuoverlo nel più breve tempo possibile. Inoltre anche i tecnici della Protezione Civile. Il primo cittadino ribadisce come ciò che è accaduto alla Scala dei Turchi è un atto oltraggioso alla comunità di Realmonte, a tutti i siciliani onesti, e la rapidità dell'intervento dimostra che solo l'ente territorialmente competente può gestire in prima linea il sito della Scala dei Turchi. Il sindaco Lattuca altresì ha rinnovato i ringraziamenti alla compagnia dei carabinieri di Agrigento e alla Procura della Repubblica, cui sono state trasmesse le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza già al vaglio degli inquirenti. Lattuca afferma come: mi auguro che presto possano portare alla individuazione del responsabile e a una condanna esemplare e severa. La Scala dei Turchi è stata ripulita, è tornata a risplendere come sempre. Sito che, ho detto più volte, è l'emblema della Sicilia. Questa storia, e mi preme sottolinearlo, ci insegna però che solo l'ente territorialmente competente, cioè il sito che ospita la Scala dei Turchi, può gestirlo correttamente, può immediatamente attivare tutte le interlocuzioni possibili affinché si possano risolvere problemi. L'esempio è stato quello di ieri. Immediatamente ho informato il comando di stazione dei Carabinieri, è venuto il comando provinciale, è intervenuto il maggiore La Rovere, abbiamo interloquito con la soprintendenza che ha dato indicazioni per come rimuovere il materiale che era stato gettato sul sito, abbiamo interloquito con l'assessore regionale per poi l'acquisizione eccetera, per cui questa è la dimostrazione che non un privato, non un ente che non è un ente territoriale può gestire correttamente e vigilare sul sito. Ringrazio ancora l'assessore Cordaro, col quale mi sono sentita stamattina. Abbiamo concordato di vederci entro la prossima settimana per definire la transazione Scala dei Turchi, che l'accordo, devo dire, è stato già raggiunto. Adesso l'ente comunale darà mandato agli uffici di porre in essere gli adempimenti conseguenziali al fine di acquisirla e pensare a una corretta gestione del sito, controllo dell'area con gli enti preposti, tutti quelli che hanno una competenza specifica
specifica sul sito Scala dei Turchi in termini di sicurezza, in termini di tutela ambientale, in termini di gestione. È un fatto gravissimo, non c'è dubbio, è uno sfregio a carico della Scala dei Turchi. Hanno gettato della polvere che serve per l'edilizia, per fortuna non è vernice, e i ragazzi in maniera molto meritoria con il controllo della soprintendenza stanno cercando di ripulire quanto è possibile. Sono a buon punto, i lavori stanno procedendo bene. Speriamo che gli inquirenti facciano il loro lavoro, ovvero quello di identificare questi folli che hanno provocato questo gesto gravissimo e un atto ignobile. Giorno 10, quindi fra qualche giorno, il mecenate, il privato proprietario, il legittimo proprietario della Scala dei Turchi donerà al comune di Realmonte il suo bene a titolo assolutamente gratuito. Quindi a questo punto il comune di Realmonte e la regione Sicilia si dovranno fare carico di un bando pubblico per la gestione di questo bene. Ovviamente e certamente non può rimanere abbandonato a se stesso. Qui ci vuole un controllo H24, qui serve dei controlli con delle telecamere, qui serve la gestione, qui serve tutto. Ma certamente tutto passa dal passaggio di proprietà tra il privato e il comune di Realmonte, cosa che si realizzerà proprio fra qualche giorno. Mi ha spinto a essere qua soprattutto una questione di patriottismo, perché amo la mia terra, quindi toccare qualcosa che ci appartiene e comunque ci rende fieri, e vederla ridurla in questo modo mi ha ferito dentro come compaesano. E fortunatamente dal male esce il bene, cioè il male nel senso che ha combinato queste cose, ha toccato la sensibilità di noi, che comunque ci teniamo abbastanza. Abbiamo usato solo la pompa sommersa, abbiamo usato e ce l'abbiamo fatta, ringraziando Dio per la collaborazione di tutti i colleghi del comune, gente che è venuta di fuori, protezione civile, ce l'abbiamo fatta. Che alla fine comunque siamo gente del posto, comunque vive qua da anni e che ci tiene a questo luogo, quindi comunque quando succedono queste cose siamo i primi comunque a metterci in gioco per ristabilire insomma quello che appartiene alla Scala dei Turchi e mantenerla pulita, insomma un po' di dovere civico, tutto qua. Da ieri che alcuni miei colleghi hanno iniziato a pulire, oggi siamo intervenuti noi nella protezione civile e nella qualità di dipendenti comunali anche, perché è stato un atto vandalico, un atto non piacevole sia per il paese di Realmonte che per l'intera comunità, perché la Scala dei Turchi fa parte ormai, è un patrimonio dell'umanità, fa parte una delle bellezze del mondo da visitare. Io sento questo senso di responsabilità verso questo sito e in generale direi verso la natura. Infatti siamo riusciti a ripulire un danno che ha fatto l'uomo in un sito meraviglioso che è quello della Scala dei Turchi. Per come la vedo io, se si voleva mandare un messaggio, non so, per riportare all'amministrazione per quanto riguarda la gestione della Scala, sicuramente non era questo il modo giusto di farlo, infatti non penso che chi davvero abbia a cuore questa causa possa fare un gesto del genere. D'altronde mi sento un po' frenato nel dire che è soltanto un gesto vandalico. Non so se si possa dire di vederci un po' di malizia o di qualcosa di più, diciamo, strutturato in sé, perché comunque a Punta Bianca è stata una cosa davvero stupida con una bomboletta e delle scritte. Invece qua sembra un gesto un po' più intelligente, ovvero hanno buttato della polvere che comunque è rimovibile, facendo lo stesso comunque un danno non permanente per fortuna, però temporaneo, che ha dato grande rilevanza alla Scala dei Turchi, al fatto che comunque non è in sicurezza. La Procura della Repubblica di Agrigento ha disposto il dissequestro del quadrilatero teatro dell'esplosione dello scorso 11 dicembre in via Trilussa a Ravanusa, che ha provocato 9 morti. I rilievi e gli accertamenti tecnici del pool di magistrati ed esperti sono conclusi. Il procuratore Luigi Patronaggio spiega: il dissequestro, adottato in tempi brevi rispetto all'evento, si è reso opportuno anche per alleviare i disagi della popolazione e favorire la ripresa economica e sociale. I consulenti
tecnici della Procura hanno prelevato in presenza dei consulenti di parte materiale e segmenti della tubazione della rete di distribuzione di metano, con particolare attenzione al tratto di tubazione di circa 4 metri interessato dalla lesione al raccordo. I materiali sono stati trasportati nei laboratori del NIA, dei Vigili del Fuoco e dell'Università di Palermo, dove saranno sottoposti a verifiche anche con l'ausilio di sofisticate apparecchiature capaci di effettuare simulazioni tridimensionali. La Procura di Agrigento ringrazia i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i consulenti, parti private che sotto la direzione del procuratore aggiunto Salvatore Vella hanno permesso di effettuare in tempi brevi i necessari accertamenti tecnici con il minore disagio possibile per la popolazione. All'esito degli esami di laboratorio svolti ancora una volta alla presenza dei consulenti di parte verranno fornite ulteriori notizie, pur sempre nel rispetto del segreto investigativo e della necessità di tutelare la privacy delle parti processuali. Da oggi, lunedì 10 gennaio, il drive-in per l'effettuazione dei tamponi per la diagnosi dell'infezione da Covid-19 si trasferisce nella zona industriale ASI in piazza Trinacria, vicino agli uffici dell'AICA ex Girgenti Acque. In precedenza i tamponi venivano fatti al vecchio ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in via Giovanni XXIII. Intanto i dati sui tamponi positivi continuano a restare disallineati. Dopo Silvio Cuffaro, sindaco di Raffadali, anche Giuseppe Mangiapane, primo cittadino di Cammarata, racconta come la situazione reale dei contagi sia ben più grave. Vediamo. Oggi ho dato come aggiornamento 121, ma vi assicuro che la realtà non è questa. Perché? Perché di questi 121 vi assicuro che molti sono già guariti, però a fronte di questo sono consapevole del fatto che vi sono tantissime altre persone positive. Come lo so? Perché me lo comunicano i laboratori di analisi, me lo comunicano le farmacie, me lo comunicano direttamente alle persone. E poi vi sono anche tantissime altre persone in attesa di conferma del molecolare. Quindi vi è una differenza paurosa tra il dato ufficiale e quella che è la realtà. Questo non succede purtroppo soltanto a Cammarata, perché lo dico? Perché ieri ho partecipato ad una riunione dell'Angi Sicilia e molti sindaci a livello regionale hanno sottoposto questo problema, la non corrispondenza del dato ufficiale con la realtà. Ecco perché ero fortemente intenzionato a chiudere le scuole, non c'è stata la necessità perché il governo regionale ha posticipato le vacanze, la riapertura di qualche giorno. Quindi la scelta, la decisione che abbiamo maturato di non chiudere le scuole parte dal fatto che dalla constatazione del fatto che non vi è alcuna corrispondenza tra il dato reale, il dato ufficiale e la realtà. Non perché l'USCA non ha voluto fare lo screening, perché come ben sapete noi eravamo pronti a farlo, perché come comune abbiamo acquistato i tamponi e grazie ai volontari eravamo pronti a farlo, dovevamo farlo sabato scorso, ieri. Che cosa succederà mercoledì? A livello regionale abbiamo deciso di comunque sia emanare ordinanze per rinviare l'apertura delle scuole. Se lo facciamo è perché abbiamo consapevolezza del fatto che non vi è alcuna corrispondenza, ripeto, tra il dato ufficiale e il dato reale. Quindi tutte le iniziative, che vengono poste in essere sono dal governo regionale e anche nazionale, sono in funzione del dato ufficiale. Però dobbiamo essere consapevoli che vi è differenza tra il dato ufficiale e il dato reale. Ecco perché avevo deciso di non aprire le scuole il giorno 10 ed ecco perché sono convinto, ma non solo io, ma bensì tutti i sindaci agrigentini ma anche siciliani, di non aprirle, di emanare ordinanze se non interverranno provvedimenti degli organi superiori, di non aprirle mercoledì, perché rischiamo di far succedere quello che è già successo. Per esempio leggiamo tutti i giornali in Francia, il giorno 2 hanno aperto le scuole e poi oggi si ritrovano nella condizione che la stragrande maggioranza delle classi si trovano in isolamento. Quindi meglio
prenderci un momento di pausa, un momento di riflessione, un momento che ci consenta di capire quella che è di fatto la situazione reale e poi aprire con maggiore sicurezza, e sicuramente dopo aver fatto lo screening che ci mette sì in sicurezza, ma non in sicurezza assoluta. Io non sono assolutamente convinto di far riaprire le scuole il giorno 13, perché sono consapevole del fatto che purtroppo, lo sappiamo, le scuole possono essere un ulteriore veicolo del virus, possono accentuare la diffusione del virus, e quindi ci ritroveremo sicuramente di lì, dal 13 in poi, di lì a qualche giorno, a doverle chiudere, a dover mettere in isolamento la stragrande maggioranza delle classi. Altre iniziative che abbiamo posto in essere: contingentare l'ingresso al comune. Purtroppo abbiamo diversi dipendenti comunali positivi. Uno per tutelare la salute ovviamente dei dipendenti comunali, ma poi anche per impedire che vi sia un'ulteriore diffusione del virus all'interno del comune, e quindi che possa portare poi a bloccare servizi. La situazione non è semplice, come ben capite, non lo è a Cammarata e non lo è nell'intero territorio regionale. Quindi oggi serve una presa di coscienza, dobbiamo comportarci in funzione non dei dati ufficiali, ma di quello che è il dato reale. In Sicilia e in Campania stop alle lezioni a scuola in presenza. Il Covid ha prolungato di altri 3 giorni le vacanze di Natale. Con lo stratagemma dell'uso della durata della festività, la Regione siciliana ha deciso di rinviare il rientro in classe, così si torna fra i banchi giovedì, forse. È infatti convocata per mercoledì la riunione della Task Force regionale sull'emergenza Covid. Non si esclude l'utilizzo di altri 2 giorni di vacanza a disposizione per rinviare ancora il rientro a scuola. Secondo le prerogative dell'autonomia regionale, a disposizione c'è un pacchetto di 5 giorni, la Sicilia ne ha usati 3. Il presidente della regione, Nello Musumeci, rilancia il tema della sicurezza. Registro l'unanime posizione, afferma il governatore, direttori, dirigenti scolastici, rappresentanti sindacali e delle associazioni familiari che ci chiedono di farci interpreti presso il governo nazionale della necessità di rivedere l'attuale posizione sulla possibile scelta della didattica a distanza come strumento di accompagnamento temporaneo verso la piena didattica in presenza. La sensibilità che è stata evidenziata anche dai sindaci della Sicilia non può lasciarci immobili. Ma non possiamo neppure alimentare un inutile conflitto con il governo centrale, che ha già annunciato di volere impugnare decisioni in contrasto con la legislazione vigente. Il dato di fatto, che certamente è incontrovertibile oggi, è che noi abbiamo avuto in una settimana il raddoppio di quella che si chiama incidenza, cioè sono raddoppiati i nuovi casi che vanno ad aggiungersi a quelli che erano già positivi. Allora, questa escalation paurosa di numeri è chiaro che sta preoccupando, perché se qualcuno vi dice che la variante Omicron è meno aggressiva, bisogna chiarire che la variante Omicron è meno aggressiva in coloro che hanno fatto la terza dose. Significa che ricoverati sono sopra soggetti che o non sono vaccinati, circa l'80%, questi vanno a finire in rianimazione, questi rischiano di morire. Aggiungo, quelli che hanno fatto già anche 2 dosi, ma la seconda dose è stata fatta 4 mesi fa, 5 mesi fa, il livello immunitario è calato paurosamente, la risposta anticorpale è calata paurosamente, la variante come tale ha una risposta ridotta da parte del corpo, anche quelle con seconda dose rischiano grosso, quindi bisogna dire abbiamo un'emergenza, questa emergenza è reale, con una variante che apparentemente è meno aggressiva, ma in realtà con le precisazioni che vi ho fatto e in quelli che hanno fatto la terza dose, la variante, decorrendo pauci sintomatica, abbiamo in giro soggetti che possono infettare il mondo. Di fronte a questo problema c'è in parallelo naturalmente una escalation di richieste di posti letto. La richiesta di posti letto che noi stiamo affrontando, guardate, nella quarta ondata con le tende da campo,
vorrei dire mi fa quasi ridere, perché la tenda da campo può essere qualche cosa estemporanea, questa emergenza va affrontata con serietà, va programmata. Come? Per me bisogna assolutamente, mi rendo conto di non essere popolare, riceverò insulti, le solite minaccette che mi arrivano scritte da qualcuno, bisogna per 15-20 giorni praticare un lockdown. Nel lockdown si rimettono le carte, come si dice, a posto, si invoglia ancora di più la popolazione a vaccinarsi, ma non quei 100 euro di multa. Invogliare, perché non vaccinarsi vuol dire ammazzare se stessi, ammazzare gli altri e non uscircene più, danneggiando l'economia invece al contrario. Quindi questi 15 giorni, diciamo, si attuano tutte le misure possibili. Si attua per esempio quella che si chiama la rete. Noi sappiamo tutti che ci sono dei farmaci antivirali, sappiamo che è già arrivato il Molnupiravir, però di fatto non è conosciuto, bisogna informare la medicina generale, bisogna creare la rete, bisogna dire se c'è un paziente ad alto rischio che è contagiato, guarda che tu lo salvi subito facendo l'antivirale o facendo gli anticorpi monoclonali. Ma se neanche questo esiste, se tutto quello che accade va a finire in ospedale, avremo sempre più posti letto da cercare, con un problema terribile. Noi tutte le patologie collaterali, le patologie croniche, le patologie neoplastiche, gli scompensati di cuore, i problemi di bronchite cronica, non li stiamo più curando, quindi se non ci fermiamo, se il governo non si ferma a capire quello che deve fare, per me deve fare lockdown, misure di rafforzamento per quanto riguarda l'isolamento e ovviamente siamo attenti con le scuole. Bisogna fare in modo che tutto questo venga in una strategia dove si comincia dal territorio, dove fai prevenzione. Nel territorio le USCA, i medici di base sappiano, attivino subito i percorsi alternativi monoclonali che facciamo anche qua. Il paziente con monoclonale, tu gli fai l'anticorpo monoclonale, è già guarito. Avete avuto anche del personale positivo? Sì, questa è l'altra tragedia, essendo un virus altamente contagioso, essendo che periodo delle feste, dice un mio caro amico, siamo andati a mangiare, a divertirci, evidentemente i casi sono aumentati, la possibilità di contagio sta interessando, qua regolarmente ogni mattina spunta un medico, un infermiere contagiato, quindi al danno terribile dell'aumento dei casi si aggiunge la beffa, chiamiamola così, dei sanitari che sempre più stanno mancando, ma chi li deve curare questi pazienti? Guardate, in questo momento purtroppo abbiamo grandissime difficoltà a reperire personale, perché purtroppo il personale medico è stato in gran parte reclutato dalle USCA. Alla Fiera del Mediterraneo esistono, sappiamo che ci sono tantissimi medici, si parla di quasi 800-700 unità. I medici sono stati poi assunti all'interno delle scuole di specializzazione, quindi abbiamo difficoltà enormi a reperire, diciamo, nuovi medici. Abbiamo fatto una proposta che andrà in discussione lunedì mattino all'università, al rettore, affinché i medici specializzandi possano venire a prestare il loro servizio nei reparti Covid. In questa maniera loro coniugherebbero l'esperienza forte che si fa in un reparto di medicina Covid, che è veramente un'esperienza, direi, che segna tutta la vita, e contemporaneamente riempire vuoti che noi abbiamo d'organico. Dovuti al fatto che ci si ammala, ripeto, anche noi sanitari, alla fine chi dovrà curare questi ammalati? La pressione ai numeri sull'ospedale di Vercelli. La pressione è notevole, considerate che noi siamo dovuti intervenire con l'assessore anche per bloccare pazienti che arrivano dalle ASP vicine. Noi non possiamo, e questo credetemi è davvero brutto, perché il medico deve curare indipendentemente dalla provenienza, ma non riusciamo a ricoverare i nostri della nostra ASP. Quindi figuriamoci se possiamo ricevere pazienti, come accade, noi abbiamo avuto pazienti di Caltanissetta, pazienti da Ribera, pazienti tantissimi da 2 focolai di Alcamo e di Castellammare. Purtroppo vi devo dire neanche questo sarà più possibile, cioè questi utenti che arrivano da altre province, mio malgrado, e vado contro il giuramento di Ippocrate, andranno respinti perché non riusciamo a fare fronte alle nostre richieste. Noi stamattina siamo dietro ordine dell'assessorato, stiamo cercando di fare nascere altri 30 posti letto. Questi 30 posti letto chiaramente in un ospedale che ha avuto la volontà forte di continuare a operare nel territorio,
per dare risposte con la medicina interna aperta, con l'ortopedia aperta, la chirurgia aperta, la ginecologia, la pediatria. Evidentemente oggi qualche specialità purtroppo salterà. Ancora una volta persone che non hanno il Covid ma che hanno patologie concomitanti dovranno andare a cercare ospedali vicini per curarsi. Se non si interviene subito, ripeto, se non si fa un lockdown, bloccare subito tutto, capire le strategie, riorganizzare bene tutto, non ne usciamo più. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha attivato le vaccinazioni senza prenotazione per gli studenti delle scuole primarie e secondarie della provincia. Il commissario Mario Zappi afferma: con la certezza che solo la vaccinazione ci tirerà fuori dalla pandemia, la nostra azienda ha aderito con immediatezza all'iniziativa dell'assessorato regionale alla salute per avviare l'Open Day per i giovani. Le vaccinazioni ai giovani sono in corso in tutti i centri vaccinali. Ci dispiace per quei cittadini che hanno avuto qualche disagio e confidiamo nella comprensione di chi avverte la straordinarietà del momento. Nei centri vaccinali ospedalieri sono adesso funzionanti 2 distinti percorsi, uno dedicato ai ragazzi e un altro ai soggetti di ogni età già prenotati. La formula Open Day, che non richiede prenotazione per gli studenti, andrà avanti in maniera continuativa anche nei prossimi giorni per giovani e giovanissimi in attesa del ritorno a scuola. Covid, da oggi super Green Pass quasi ovunque, lockdown light per non vaccinati. Entrano in vigore le regole sul Green Pass rafforzato su tutti i mezzi pubblici e nei locali anche all'aperto. Oggi 10 gennaio 2022 è una data da segnare nel calendario perché dà il via a una piccola rivoluzione che stringe sempre di più il cerchio intorno ai non vaccinati e dallo scorso 8 gennaio obbligo vaccinale per gli over 50. C'è il servizio. Certificazione verde rafforzata per trasporti e mezzi pubblici, ma anche alberghi, ristoranti all'aperto, piscine, piste da sci e stadi. Scatta oggi l'obbligatorietà del Super Green Pass decisa con il decreto legge dello scorso 29 dicembre. Attesa intanto la conferenza stampa del Premier Draghi sull'obbligo vaccinale per gli over 50 e le ultime misure anti-Covid prese dall'esecutivo. Per alcuni milioni di italiani, 5 in tutto circa, la vita da oggi sarà complicata dalla stretta decisa dal governo. Dovranno spostarsi a piedi o utilizzando mezzi privati, rinunciare a ristoranti, alberghi e a tutte le attività sociali, anche all'aperto. E da oggi, per un mese, il calendario di chi ha deciso di non vaccinarsi sarà caratterizzato da scadenze con nuove restrizioni e divieti da rispettare. Il Super Green Pass è richiesto in zona bianca, gialla e arancione per accedere ad attività e servizi fino al 31 marzo 2022, fine dello stato d'emergenza. L'uso della certificazione rafforzata è esteso anche alla ristorazione, al banco, nei locali al chiuso, ma è sui trasporti la restrizione più forte per i non vaccinati. Da oggi potranno spostarsi solo con i mezzi privati o con i taxi o auto a noleggio con conducente fino a 9 posti. Su tutti gli altri mezzi di trasporto sarà necessario il Super Green Pass. Su aerei, treni, navi e pullman che coprono le tratte nazionali potranno salire solo vaccinati o guariti. Stesse regole anche per il trasporto pubblico locale, autobus urbani, metropolitane e treni regionali. Deroga invece al 10 febbraio per gli scuolabus dedicati agli studenti over 12 e per gli abitanti delle isole che potranno spostarsi con il Green Pass base ma solo per motivi di salute o di studio. Sul fronte bar ristorazione fino alla scorsa mezzanotte senza Green Pass era ancora possibile sedersi a un tavolo all'aperto, ora non più. In sintesi, da oggi 10 gennaio 2022 sino al 31 marzo 2022 il Super Green Pass è esteso anche alle seguenti attività: al chiuso per piscine, palestre, sport di squadra, musei e mostre. A oggi l'accesso a questi luoghi è consentito con il Green Pass base in zona bianca e gialla. Cinema, teatri e sale concerto erano già riservati ai soli possessori di Super Green Pass, ma da oggi anche musei, mostre, biblioteche, archivi e qualsiasi luogo di cultura sarà vietato a chi non è vaccinato. Al chiuso per i centri benessere, centri termali, salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche. Parchi tematici di divertimento al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino. Da giovedì 20 gennaio sarà necessario il Green Pass base per andare dal parrucchiere,
dal barbiere e nei centri estetici. Basterà dunque anche solo il tampone negativo. Su questa misura però il governo ha traballato. È stata la Lega, durante l'ultimo Consiglio dei Ministri dello scorso 5 gennaio, a insistere perché in queste attività non servisse il Green Pass rafforzato, ma solo quello base. In quasi tutti gli altri negozi il Green Pass base sarà obbligatorio dal 1 febbraio prossimo. Nessun Green Pass ovviamente per entrare nei negozi di alimentari, nelle farmacie e nei negozi che vendono servizi essenziali. Infine la misura più impattante: tra 35 giorni, dal 15 febbraio prossimo, scatterà infatti l'obbligo di vaccino per i lavoratori pubblici e privati over 50, compresi quelli in ambito giudiziario e magistrati. L'obbligo di mascherina anche all'aperto in tutte le fasce, zona bianca, gialla e arancione, è in vigore sino alla scadenza dello stato di emergenza da Covid-19. In pratica da adesso in zona bianca e gialla chi non ha un Super Green Pass ha le stesse limitazioni. La differenza principale rimasta in piedi tra zona bianca, gialla e quella arancione è dunque la regola degli spostamenti al di fuori del proprio comune per i non vaccinati, che possono comunque uscire dal comune per lavoro, per il vasto e mai chiarito fino in fondo campionario di necessità e motivi di salute. E la zona rossa, quella in cui sono ancora eventualmente vigenti le regole dell'inverno 2020-2021. Da oggi il Super Green Pass è diventato necessario anche per attraversare lo stretto di Messina, mentre il governo ha fatto poche ore fa una deroga per le isole minori, in Sicilia quindi Ustica, Pelagie, Egadi, Pantelleria ed Eolie, prevedendo per tutti coloro che si devono spostare solo per motivi di studio e lavoro il possesso del Green Pass base che si ottiene con un tampone. Un ennesimo tentativo messo in atto dal governo Draghi per tentare di bloccare i contagi. Le misure adottate fino ad oggi non sembrano aver dato i risultati sperati e l'Italia sta vivendo una nuova emergenza sanitaria che ci riporta a scenari visti nella prima fase. A distanza di quasi 2 anni dall'inizio dell'emergenza ci si aspettava uno spiraglio per uscire dalla fase pandemica. E invece, nonostante vaccini e misure restrittive fortemente penalizzanti, i casi di positività crescono e il sistema sanitario rischia di collassare. In Sicilia l'ultimo bollettino ufficiale parla di 12.949 i nuovi casi da Covid-19, a fronte di 50.910 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 25%, ieri era al 27%. L'isola è al 4° posto per contagio, al 1° posto c'è la Lombardia con 36.858 casi. Gli attuali positivi sono 111.777. Sul fronte ospedaliero sono 1.261 ricoverati e 138 in terapia intensiva. Il contagio nelle singole province vede Palermo con 2.510 casi, Catania 2.265, Messina 1.845, Siracusa 1.397, Trapani 952, Ragusa 1.106, Caltanissetta 1.345, Agrigento 1.268, Enna 261. Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Misilmeri per una sparatoria a Belmonte Mezzagno avvenuta nella notte fra l'8 e il 9 gennaio. È indagato di detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento. L'uomo e un'altra persona sarebbero stati coinvolti in una lite con altri 2 uomini innanzi all'abitazione dell'arrestato. 2 dei 4 sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco. È stata trovata la pistola con la matricola a brasa nella disponibilità di uno degli indagati, che avrebbe tra l'altro tentato di disfarsene, e 10 proiettili calibro 22. I feriti si sono recati al civico di Palermo, dove sono attualmente ricoverati. Non sono in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Sciacca hanno arrestato 2 persone, un 26enne del posto e un 22enne senegalese, trovati in possesso di 14 grammi di cocaina. I militari li hanno sorpresi durante un controllo. Il GIP del Tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha convalidato gli arresti disponendo prima i domiciliari e in seguito la misura cautelare dell'obbligo di dimora per entrambi. Tentato furto nella notte tra sabato e domenica al distributore benzina Lukoil lungo la strada statale 115 in territorio di Licata. Ignoti, approfittando del buio e della
assenza di persone, hanno provato a intrufolarsi all'interno della struttura effettuando un buco, poi qualcosa li ha fermati, forse l'arrivo di qualcuno, e hanno abbandonato il progetto di furto. Proprio negli scorsi giorni, sempre a Licata, un analogo episodio si era verificato in via Campobello ai danni di un supermercato. È possibile, ma questo sarà chiarito dalle indagini dei poliziotti del commissariato di Licata, che dietro i due fatti possa esserci la stessa persona. Lo scorso ottobre una frana ha messo in pericolo delle case a Siculiana, 50 famiglie venivano sgomberate. La Regione ha finanziato un intervento di somma urgenza a presidio di questi edifici. Il Genio Civile di Agrigento ha concluso i lavori di costruzione della paratia che sostiene il terreno ed evita lo scivolamento del terreno, anche grazie a una serie di drenaggi che favoriranno la fuoriuscita dell'acqua meteorica. Arturo Cantella. Il Genio Civile di Agrigento ha completato i lavori di messa in sicurezza delle costruzioni della cooperativa La Casa Siculiana, che rischiavano di essere coinvolte dalla frana del versante di Contrada Cantamatino, alimentata dalle piogge dello scorso mese di novembre, che aveva già coinvolto in pieno la strada appena a valle delle stesse costruzioni. Abbiamo dovuto superare una serie di difficoltà, ha affermato il capo del Genio Civile, architetto Rino Lamendola, a causa delle piogge torrenziali di novembre che hanno determinato il susseguirsi di movimenti franosi lungo il versante che non ci consentivano di operare in sicurezza non appena lo stesso ha smaltito le acque meteoriche assorbite durante i suddetti eventi meteorici. Abbiamo immediatamente realizzato la paratia di pali, grazie alla quale la costruzione di Contrada Cantamatino sono adesso in sicurezza. I nostri lavori, continua Lamendola, al di là della realizzazione delle opere di finitura della paratia, si fermano qua. Siamo stati autorizzati dal nostro Dipartimento Centrale a intervenire in regime di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori strettamente necessari per eliminare il pericolo del crollo delle costruzioni, pericolo che già con i lavori eseguiti è stato del tutto scongiurato. A seguire, prossimamente, il Comune potrà ripristinare i sottoservizi danneggiati dalla frana e completare le opere di finitura necessarie per consentire ai cittadini sfollati di rientrare nelle proprie case ormai in sicurezza. La zona adiacente a quella in cui tempestivamente è intervenuto il Genio Civile eliminando il pericolo di crollo delle costruzioni sarà quindi, afferma Lamendola, oggetto di successivi lavori in esecuzione a un progetto del Comune finalizzato alla sistemazione dell'intero versante. Lo staff del Genio Civile impegnato nell'esecuzione dei lavori è stato costituito dal responsabile unico del procedimento Giovanni Conti, dal direttore dei lavori Angelo Cimino, direttore operativo Gaspare Patti, gli ispettori di cantiere Pietro Fiaccabrino e Claudio Nocera e Isidoro Curabba, mentre l'impresa curatrice è stata la Imprescar SRL. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Nasce un sito per la raccolta dei documenti della Democrazia Cristiana nell'Agrigentino. Il direttore dell'archivio della diocesi di Agrigento, Don Giuseppe Lentini, ha accolto con favore la richiesta avanzata da Enzo Di Natali. Vediamo. Dopo 30 anni dalla fine della Democrazia Cristiana che ha governato l'Italia per tanti anni e per evitare che numerosi documenti possono andare perduti, il direttore dell'archivio della diocesi di Agrigento, Don Giuseppe Lentini, ha accolto con favore la richiesta del professor Enzo Di Natali di costituire un sito del Movimento Cattolico Agrigentino nell'archivio nella quale sono raccolti lettere, articoli di giornali, corrispondenze, fotografie, relazioni, manifesti elettorali, facsimili inerenti alla storia della Democrazia Cristiana, al fine che questo prezioso materiale possa essere salvato e messo a disposizione degli studiosi. I documenti sono stati già consegnati sabato scorso da Libertino Sorce, che al tempo era un funzionario del Partito della Democrazia Cristiana e che ha avuto il merito di raccogliere la preziosa documentazione che per 30 anni, salvandola da distruzione certa, riguardano in particolare i verbali del Comitato Provinciale, a iniziare dal 1947, della Giunta Esecutiva, del Consiglio Provinciale dei Giovani, del suo esecutivo, nonché atti di congressi della Democrazia Cristiana, bandiere e quant'altro necessario. Insomma, uno spaccato storico davvero interessante del movimento cattolico agrigentino e della Democrazia Cristiana.
Un valore grande, già altre diocesi hanno in deposito gli archivi della Democrazia Cristiana, che sono uno spaccato non soltanto della nostra società civile, ma anche della nostra vita religiosa, perché non dobbiamo dimenticare che tanti componenti della Democrazia Cristiana, per non dire tutti, facevano parte delle nostre parrocchie, vivevano all'ombra del campanile, nell'Azione Cattolica, nelle ACLI, nella FUCI. Dobbiamo ricordare questo, che in quel periodo la Democrazia Cristiana era gran parte guidata da uomini cattolici nati e cresciuti nelle nostre parrocchie, che molto spesso, come ben ricordiamo sotto Monsignor Peruzzo nella nostra diocesi, seguivano le direttive del Vescovo, le direttive di Monsignor Peruzzo, che li indirizzava anche dal punto di vista politico e sociale. Noi partiamo dal 2 agosto 1947, sono riunioni di comitato provinciale, sono tutti manoscritti, ed arrivano al 1966. Questi sono tutti documenti del Comitato Provinciale della Democrazia Cristiana, poi quelli della Giunta Esecutiva Provinciale che partono dal 1952 fino ad arrivare a 71. Poi abbiamo diversi carpettoni più recenti che vanno dall'81 al 91. E poi abbiamo diversi rapporti con gli altri partiti, il rapporto con le associazioni vicine, che vanno dal 54 all'81. Poi abbiamo diverse foto, tra cui quelli del congresso regionale del 4, 5, 6 febbraio 83 che si è svolto ad Agrigento. Poi abbiamo dei dischi, Inni Democrazia Cristiana ed altro, e poi delle bandiere che sono bandiere ricamate a mano, con lo scudo crociato ricamato a mano. C'è un ricordo a cui lei tiene in maniera particolare tra queste carte? Tra queste carte il ricordo particolare è la bandiera innanzitutto, perché partiamo da quella bandiera dove appunto c'è questo scudo crociato che ormai è rimasto impresso nei nostri cuori, nel mio cuore, quindi siamo sempre rimasti e rimarremo sempre democratici cristiani perché condividiamo gli ideali della democrazia cristiana. Certamente l'8 gennaio 2022 è una tappa fondamentale perché questo ha consentito di consegnare finalmente tutta la documentazione relativa alla democrazia cristiana. Si tratta di diversi faldoni, di migliaia di pagine che raccontano la vita di un partito, ma nello stesso tempo raccontano l'impegno dei cattolici nella politica agrigentina e dunque queste pagine raccontano uno spaccato della provincia di Agrigento per almeno 50 anni. Inaugurata la sede Fidget Fly ad Agrigento. Arturo Cantella. La Fidget Italia ha la sua prima sede provinciale ad Agrigento. L'insediamento è avvenuto ieri, domenica 9 gennaio, con la scoperta della targa posta nell'edificio sito al Viale della Vittoria, sede del distretto turistico della Valle dei Templi, ora DMO, ed ex sede della caserma dei Vigili del Fuoco. Presenti alla cerimonia l'amministratore unico della DMO Fabrizio Lagaipa, insieme all'assessore al turismo della città di Agrigento Francesco Picarella, in rappresentanza del sindaco e del presidente nazionale dell'Associazione dei giornalisti e scrittori di turismo, il collega Giacomo Claviano. L'iniziativa ha avuto seguito a quanto deciso nella riunione precedente che si era tenuta presso il Baglio della Luna con i vertici della DMO e avrà il fine di avviare una stretta collaborazione per incrementare il settore nella città di Agrigento e nel suo territorio con delle iniziative di grande richiamo a livello nazionale e internazionale. Tra i presenti anche il direttore del distretto Enzo Camilleri, Claudio Castiglioni in rappresentanza del Consorzio Turistico Valle dei Templi, Gerlando Amato, presidente del Panathlon Club, che per l'occasione ha anche annunciato che Agrigento tra 2 anni, pandemia permettendo, sarà la sede del congresso internazionale del Panathlon Club, l'ex presidente della provincia Enzo Fontana, storico socio della Fidget, diversi giornalisti, tra cui la nostra testata Domenico Vecchio di Agrigento Oggi e i colleghi Stelio Zaccaria e Lello Casese in rappresentanza della Fidget.
Sì, le promesse noi le manteniamo sempre e le portiamo avanti, se no finiamo, non abbiamo più possibilità di poter ritornare sul circuito e parlare dei nostri problemi. Quando noi vogliamo realizzare le cose, per la verità li preannunciamo. Se c'è la possibilità, certo, se ci sono cose che non dipendono dalla nostra volontà, noi siamo, come si suol dire, condizionati. Ma principalmente, se assumiamo delle responsabilità, noi li realizziamo come si deve. Grazie. L'impegno del comune verso il distretto, quanto è importante anche la sede della Ficet qui? Ma l'impegno del comune credo che sia massimo da questo punto di vista, perché essendo fondamentalmente il comune capofila, il presidente del distretto e il sindaco della città di Agrigento, ci crede molto, continuiamo a crederci, e soprattutto da quando si è trasformata in DMO naturalmente c'è questo rinnovato impegno da parte non soltanto della DMO stessa, ma anche di tutti i soci aderenti. Oggi si inaugura la sede della Figet provinciale. L'amico Giacomo, insieme agli amici giornalisti e scrittori che si occupano di turismo, primo fra tutti Stelio, ma anche Lello Casesa e Fabrizio Lagaipa stesso, hanno sempre dimostrato un grande impegno nel settore del turismo, e quindi questo è un rinnovato impegno che ci serve per mantenere nel territorio il focolaio della speranza e del ritorno alla normalità da un punto di vista naturalmente turistico per tutto il territorio. Il distretto turistico ha dato disponibilità alla Figet di adoperare per le proprie attività sociali gli spazi della sede. Siamo molto contenti di questa collaborazione, che non sarà una cosa così di nome, ma sarà una cosa di sostanza, perché abbiamo già cominciato a parlare di alcuni progetti a beneficio del territorio, per cui la Figet è un'associazione che a livello internazionale ha moltissimo prestigio, e quindi noi contiamo di avvalerci della loro collaborazione per fare delle cose che veramente portino dei risultati sul territorio. Stay tuned, dicono gli inglesi. Sì, Stelio Zaccaria, responsabile di Agrigento, ecco, fattivamente quanto è importante? È molto importante, perché il mio criterio di valutazione è che l'unione fa la forza, ed è inutile mantenersi isolati settori che invece dovrebbero lavorare insieme o collaborare. Il distretto turistico, DMO come ora si chiama, ha un obiettivo sicuramente, che è quello di organizzare il turismo in entrata e in uscita dalla provincia di Agrigento, e la Federazione dei giornalisti può dare sicuramente un apporto sia al distretto turistico sia al turismo della provincia di Agrigento. Ricordiamo che la Federazione dei giornalisti, la Figet, opera a livello mondiale, che partecipa ad eventi mondiali sia organizzandola ad Agrigento sia organizzandola all'estero, per cui ritengo che possa essere un ottimo connubio, e questa può essere un'ottima decisione di mettersi insieme. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.